Mancano davvero poche ore al termine di questo 2019, un anno che sul fronte del lavoro, dell'occupazione e dell'economia, secondo la CGIL, non è stato positivo. Molte le situazioni critiche. Abbiamo visto ad esempio risolversi in parte alcune realtà con il concordato, ad esempio la Monti piuttosto che la Stefanel, però generalmente abbiamo visto un'economia che sta rallentando e che non promette grossi salti di qualità per il 2020. Dito puntato anche su un fenomeno che sta tornando a quello che viene definito il lavoro povero. Il lavoro è passato da un lavoro regolare, un lavoro a tempo pieno, un lavoro ordinato con una determinata prospettiva, a un lavoro sempre più precarizzato, con il part-time involontario in alcuni casi che determina bassi salari e pertanto lavoro povero. Ma quali sono le prospettive per il 2020? La CGIL è chiara, dobbiamo, spiega Visentina, chiamare tutti gli attori dell'economia e della politica attorno a un'idea di prospettiva di futuro. Solo così si potrà sperare in un anno migliore. Anche se il segretario poi lancia una frecciatina. Per esempio non capiamo bene che cosa si vuol fare ad esempio del territorio legato all'UNESCO, ad esempio della zona del Prosecco, non capiamo bene quali sono le prospettive per quanto riguarda la vocazione di un territorio vocato alla manifattura come quello della Marca Trevigiana. Le prossime sfide? Rivedere una scelta e una destinazione di risorse verso quell'economia che è attenta intanto alla sostenibilità e al territorio.